Affiancarsi a questa realtà significa per un periodo prendersi a cuore le difficoltà dell'altro. Si vorrebbe lasciare un segno positivo, sollevare, incoraggiare. Sicuramente un segno lo hanno lasciato loro in me, perché non ho dimenticato nessuno. Personalità diversissime per l'origine, la cultura, i problemi, come un prato di montagna ricco di fiori diversi, alcuni appena sbocciati come F, che era nel pieno della forza ma non sapeva come usare la sua energia, altri già nel pieno vigore come K, in cerca di stabilità, altri ancora fioriti ma di un colore ormai spento come M, incapaci di sorridere e che non si aspettava più niente dalla vita, altri ormai appassiti come G, ormai legata solo al suo passato. A tutte queste donne e ad altre che non ho nominato va il mio pensiero, il mio grazie per quello che ho ricevuto da loro. Spero abbiano trovato il loro posto nel mondo e finalmente un po' di serenità.